Oggi parliamo della giornata mondiale per la prevenzione del suicidio, una giornata istituita dalla IASP, che è l'organismo mondiale che si occupa di prevenzione del suicidio. Il tema di quest'anno, lo slogan che la IASP ha lanciato è "Lavoriamo insieme per prevenire il suicidio". Credo che questo sia un tema davvero fondamentale, nella misura in cui la IASP ci suggerisce a tutti take a minute, prenditi un minuto. L'aspetto fondamentale di questo slogan parte proprio dal presupposto che qualsiasi iniziativa di prevenzione del suicidio passa attraverso il fatto che le persone che pensano al suicidio devono essere messe nelle condizioni di poterne parlare. E questo è possibile se tutti noi siamo disponibili a osservare le persone, le nostri cari, le persone che frequentiamo, che ci sono vicine, e per poter notare se qualcosa non va. Perché è così difficile parlare di morte, parlare di suicidio? Ovviamente rispetto alla morte tutti noi viviamo un tabù che ci spaventa, ma rispetto al tema del suicidio comunemente le persone ritengono di non sapere mai cosa dire di fronte a una persona che esprime i pensieri suicidari. Non sanno cosa dire, non sanno cosa fare, non sanno come intervenire. In realtà una volontà attenta ed empatica di ascoltare è la cosa fondamentale e sufficiente per poter mettersi nelle condizioni di aiutare chi pensa al suicidio. È evidente che quando una comunicazione così ci viene data, la cosa importante è la condivisione, perché nessuno di noi può prendersi da solo la responsabilità di aiutare una persona a rischio di suicidio. Ecco, quindi poterne parlare con altri familiari e chiedere eventualmente l'intervento di uno specialista che possa dare il proprio contributo attraverso una consultazione per valutare quanto questo pensiero suicidario possa essere accompagnato anche da una progettualità suicidaria, perché naturalmente non tutti quelli che pensano al suicidio poi lo mettono in atto, ma questo non significa che come solitamente si ritiene, che chi lo dice non lo fa. Tutt'altro, ogni comunicazione suicidaria deve essere pesata e valutata e considerata molto seriamente. Le persone che tentano il suicidio o i familiari di chi già si è suicidato hanno molto da insegnarci in questo senso, su come è importante porsi e cosa è importante dire o fare per poterli aiutare. A proposito di chi ha vissuto l'esperienza di un suicidio di un proprio caro, è una popolazione di particolare interesse per chi fa prevenzione del suicidio per varie ragioni. È evidente che aiutare chi ha perso un familiare per suicidio è un imperativo per noi clinici, un imperativo etico, ma lo è ancora di più dal punto di vista clinico, in quanto queste persone spesso a loro volta, afflitti da questa tragedia, da questo grande dolore, pensano al suicidio, e quindi è una popolazione che deve essere, su cui è importante porre una particolare attenzione. È proprio per questo che 10 anni fa, nel 2006, a Padova è nata un'iniziativa su una mia idea, che si chiama Progetto Soproxy, e che è dedicata proprio ai familiari di persone che si sono suicidate. Attraverso il progetto Soproxy noi offriamo la possibilità a persone in lutto per suicidio di poter accedere a un servizio di consultazione presso il centro di salute mentale dove lavoro, in via Buzzaccarini, per poter valutare insieme il grado di sofferenza e se questa sofferenza in qualche modo ha acuito o ha sviluppato un disturbo depressivo vero e proprio che meriti di essere trattato sia farmacologicamente che attraverso un percorso psicoterapico.
In realtà è importante sottolineare che l'esperienza del lutto, anche quello da suicidio, è di per sé un'esperienza naturale, l'esperienza di perdita. Quindi non significa necessariamente che chi ha perso un familiare per suicidio debba essere curato. La prima cosa da fare è ascoltare e valutare poi insieme cosa si può fare. Quindi se avete vissuto un'esperienza tragica come quella della morte di un vostro caro per suicidio, potete tranquillamente rivolgervi al centro salute mentale di via Buzzaterini, un'impegnativa del vostro medico.